Bella raga, ciao a tutti dal Cubandone Veneziano, eccoci qua, siamo al Gran Premio del Giappone, 11° Alfonso, non una grande partenza, perché mi sembra però perché ho fatto diciamo, le qualifiche prima di andare in vacanza e forse ho beccato una penalità, vediamo un attimo, componenti auto, credo di sì. Poi componenti danneggiati, però non posso premere una penalità anche con Norris, quindi facciamo l'ultima diciamo con 44% del motore. Non è certo positivo, raga. Aspetta un attimo, qua siamo in diretta, in esclusiva. E c'ho il mouse scarico, zio Ken. Siamo tutti in diretta, ragazzi. Tutto in diretta, in esclusiva. Ormai stiamo, diciamo, come si dice, blindando la second place, magari, la terza posizione nei costruttori. E poi, chiaramente, il prossimo anno voglio puntare a qualcosa di grosso, Almeno lottare per il titolo, non dico vincerlo, però lottare. Andiamo raga, non è prevista pioggia per la gara odierna, le strategie simili nelle gomme ma diverse insomma nella forma, soft media soft, media media soft, e si va, Japanese Grand Prix. Vai. Pop, 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 pop. E si va, go, go, go. Vai raga. Andiamo, stiamo attenti per piacere. No, 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 attenzione, attenzione, yellow flag, è successo qualcosa. Mamma mia, che incidente ragazzi, subito. Vediamo. Leclerc con Red Bull, mamma mia. Brutto, brutto incidente. Alonso, anche Alonso ultimo, ai ai ai. Sì, ma non è possibile, però, non è possibile, porca miseria. Ok. E qua andiamo con hard, cambiamo tutto. Pazzesco, pazzesco. È stato coinvolto anche Alfonso. Norris a quarto, niente, proprio non ci sta andando tutto male. Iniziato malissimo il Japanese Grand Prix. Alo iBox. Certo che deve arrivare a safety car, se no è andata. Meno male che avevo preso i componenti. Chiaramente è lunga la sosta. Problemi. Non ho parole. Alonso, ultimissimo. Gara da ricostruire per il talento spagnolo. Nella seconda parte del mondiale non è andata bene una. E Norris anche il motore è andato. Peggio di così non poteva andare. Leclerc c'è anche una penalità. Tutta colpa di Leclerc e Perez, purtroppo. Se non arrivano a safety car è chiaro che per Alonso è finita, cioè non c'è verso. Pazzesco. Norris terzo. La gara procede abbastanza tranquilla adesso dopo una partenza scorbutica. Un incidente così non ci voleva proprio. Alonso sta guidando da solo praticamente, poverino, povero Alfonso. Vediamo i pneumatici. Ok, siamo tutti circa là. Leclerc è messo malissimo. Bisogna cercare di puntare al terzo posto. Speriamo che Norris tenga botta. Ok, entra in finestra Norris. Leclerc, problema ai box.
iBox anche Max, iBox anche Max. Ok, cerchiamo di non rischiare, facciamo tutto tranquillo, senza proprio... Ok. iBox Lando, iBox Lando, Verstappen traiettoria lunga, bene. Ok, vai. Norris è terzo, bene. Alonso sale alla 15ª posizione. Ai ai ai. Yellow flag veloce. Bloccaggio per Piastri. Yellow flag veloce, Gigi Hamilton. Bloccaggio per Gigi Hamilton. iBox Junior. iBox Junior. Ti prego Norris, non far cazzate. Ci giochiamo tutto, ovviamente. Alonso deve tornare ai box. Andiamo di medium. Alo ai box. E torna ultimo. Safety car che purtroppo non arriva, grazie. Verstappen in fuga, Verstappen è dell'altro pianeta, ragazzi, lo sappiamo. Ok, Norris è in finestra. Verstappen c'ha le medium, anche lui, ok. De Vries problema ai box. Giro perfetto. Sostone ai box. Non dobbiamo rischiare nulla. 15 laps remaining in un inglese che è di madrelingua. Anche Max iBox. Fastest di Russell. Yellow flag velocissima. 10 laps remaining. Yellow flag veloce. Lo prova a recuperare. Yellow flag veloce. Allora, yellow flag, yellow flag. Alo 13. Three laps remaining. Dobbiamo dare il tutto per tutto. Siamo inchiappettati il podio, purtroppo. Ultimo giro per Max. Copy. Niente. Perdiamo il podio. Quarto posto, va bene. Alo 13º. Gara un po' così, purtroppo. Diciamo che lo sviluppo è stato migliore per altre macchine. Io ho puntato più all'anno prossimo. Addirittura, ma no, calma, relax. Allora, piloti. Siamo sempre quinti e sesti con gli stessi punti, Alonso e Norris. Costruttori
Dai, abbiamo ancora un bel margine, dai, non lamentiamoci, non lamentiamoci. Qualche soldino arriva, nulla di che, il problema è che devo cambiare 5 milioni solo del motore e anche la penalizzazione per Norris, quindi siamo ancora in debito, non proprio una cosa bella. Ok raga, siamo in Qatar, gara sprint, 12esimi e quarto Alonso, purtroppo Norris alle penalizzazioni, se no partiva mi sembra quinto o sesto, andiamo raga. La sprint di oggi vedrà i piloti affrontare 19 giri sul circuito di Lusail. Prima volta in questo circuito per noi. Pop, 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 pop. Vai raga, vai. Go, go, Power Ranger, vai. Cos'è nato? Ok. Yeah, red flag, che è successo? Bandiera rossa subito. Bandiera rossa. Non l'ho capita, Bottas. Boom, proprio ciao. Ok. E per la squadra in garage a seguire la gara. Bandiera rossa per una sprint, quindi insomma. Continua. Ma teniamo questo, ma sì. Vai. E siamo alla ripartenza della sprint. Incredibile, bandiera rossa subito. Inizio della sprint pauroso. Fuori Bottas. Go, go, go. E Norris è settimo comunque già. Bene. Per piacere, non cagate. Ok. Dai, settimi e quarti. Di solito nella sprint andiamo anche benino. Ed è subito fastest di Max Verstappen, ovviamente. Siamo a corto di batteria, Siamo a corto di batteria. Quinti e settimi. Russell comunque rompe le balle. La cosa è ampiamente ufficiale. Devo abbassare un po' la temperatura, mamma mia. Temperature importanti. Copy. Tutti con le soft sono, quindi. Quinti ottavi Norris. Non mi sta entusiasmando il piccolo Lando. Ormai siamo agli ultimi giri di questa sprint che è partita col botto con una red flag perché Bottas ha spaccato fuori tutto praticamente. Un Valtteri molto curioso. Verstappen comunque veramente Red Bull mostruose. Attacchiamo l'ultimo giro, ma tanto Alonso terzo comunque, vedi come bombano adesso. Adesso pompano terzi e sesti. Boom, forse potevo spingere un po' prima. Vedi, però è incredibile, nelle sprint andiamo molto bene. Sì, punti veramente importanti. Bravi. Ok. E adesso è il giorno della gara, raga. Lo sappiamo, Beppe. Ora qua io voglio partire addirittura.
Però Norris entra, voglio rischiare con Lando. Io proverei così. E vediamo se è fattibile. Invece con Alonso stiamo sul sicuro e andiamo con questa. Non voglio rischi. Opzioni. Faccio sempre avere più margine, sono così, sono un ragazzotto così. Carburante, bla bla bla. Opzioni guida. Ok. Vai raga, andiamo, Gran Premio, qualche punto. Scusate ragazzi, un piccolo problema con la registrazione, eccomi qua. Ecco, non abbiamo perso niente. Vai, go go go. Voglio subito un Alonso arrogante. Voglio l'arroganza di Alonso. E Norris deve recuperare. Yellow flag. Oh, cos'è successo qui a Nick De Vries? Vabbè, non me ne fotto. Sì, me ne fotto. Ancora yellow flag veloce. No good. Alonso ha perso parecchio. Alonso addirittura quinto, Norris 11°. Non siamo in un gran momento, Beppe. So, qua c'è il propulsore. Cambio andato. Alo sempre quinto, Norris sempre 11°. No bueno. Cioè, se ormai non sviluppo non posso fare più niente, non ho più soldi, sono indebitato fino al collo. Cioè, veramente one disaster, Beppe. One disaster. Purtroppo è così. I pneumatici sono tutti con le medium, praticamente a parte l'Ecnor e Sainz, le due Ferrari con le soft. Però le soft non sembra non sembra una gomma straperformante. Noi basta fare i nostri punti, noi dobbiamo arrivare terzi. Questo è l'obiettivo. Problema box per Lec. Problema i box per Lec. Lec ultimo. Ignora. Norris settimo, Alonso non lo vedo bene, Alo. No good Alo. Aia, problema al cambio. Problemini per Alfonso. iBox. Vai. iBox Lec. Cioè no, scusate, cazzo sto dicendo? Vai. Noni e 12°. Equilibrata. E mo vediamo se Alonso è in recupero. Ottavi e decimi, adesso dovremmo recuperare un po'. Buono, non troppissimo. Però ancora Gasly dai box, neanche Verstappen è andato ai box, incredibile. Problemi all'Ersa, mi cade a pezzi la macchina di Alonso. Quindi se solo lascia davanti a noi potrebbe anche andare bene. GG Hamilton è ottavo. Attenzione Norris. Gasly è davanti, ha messo il musetto davanti. Norris in difficoltà.
Norris in difficoltà, addirittura ottavo. Dobbiamo provare a spingere un po'. Alo è quarto. Testa coda di Junior, godo. Dai Norris, devi spingere però, cazzo, Gasly, non possiamo stare dietro a Gasly. Yellow flag. Alo si mantiene quarto. TG per Alo proprio tranquilla, almeno una delle due macchine deve essere tranquilla perché sennò so cazzi. Ok, Norris è quinto. Ok, medium. E vai. Ok, Norris è in recupero e questo mi piace. Ok, allo sprofonda nono. Giro record di Leclerc, dovranno andare ai box anche loro, presumo, perché hanno le gomme finite, speriamo, se no so cazzi. La cosa, ahimè, è ufficiale. Opzioni box, 27 giri con le soft, vai. Ten laps remaining. È in fiducia Lando. Però siamo settimi e ottavi, quindi demosene una svegliata, Beppe. Prima andare di aggressivo. Alo quinto. Gare tranquille. Le prime gare siete un disastro a livello di incidenti, safety car. Dopo veramente tranquillata. A parte le red flag della sprint. Quarti e quinti. Attenzione, 58%. Vabbè, è finito ormai, dai. Possiamo anche spingere. Massimo. E tentiamo un ultimo giro per provare a recuperare da Russell, ma la vedo insomma non è impossibile. Mamma mia, Max devastante, no, non ce la facciamo purtroppo. Quarti e quinti ancora fuori dal podio. Però punti importanti con Hamilton nono per la costruttori. Dopo l'adrenalina della gara. No, ragazzi, qua la Mercedes rompe i maroni. Migliore però Lando. Godo. Mamma mia, se la stanno lottando Alonso e Norris per la quinta piazza. Comunque dopo i parziali ci siamo noi. Anche se attenzione a Russell che è vicinissimo a tutti e due. Porca miseria. Costruttori invece direi che siamo messi molto bene. Soldini arrivano. Qualcosa arriva. Ok, almeno non siamo più indebitati. Raga, sotto il comune veneziano, le dura. Prossimo Gran Premio, United States of America. Ciao!